È vero che andava al bar e prendeva 2 brioche, una anche per il figlio. Ma sempre lo vedevo, io lo incontravo sempre sulle scale, lo aiutavo anche, aveva la borsa, faceva le spese. Una brioche anche per il figlio, che però non poteva mangiarla, visto che era morto da mesi. Probabilmente sono partiti anche da questo particolare gli investigatori della mobile trevigiana per arrivare alla denuncia della mamma di 73 anni che per mesi, fino al 20 maggio scorso, aveva vegliato il figlio morto in questo appartamento in uno dei condomini popolari lungo via Castellana a Treviso. Una storia di degrado familiare e probabilmente anche cognitivo, considerando che il caso è venuto alla luce da una segnalazione alla polizia da parte dei vicini, che proprio non ne potevano più dell'odore nauseabondo che arrivava da quell'abitazione. Io dirivo con mascherina, uscire, entrare, andare fuori, e ho detto che non si può vivere. Abbiamo parlato con tanti, niente, fino a che già è arrivato fino qua abbiamo deciso di chiamare qualcuno. Dentro gli agenti della volante avevano trovato il corpo mummificato di un cinquantenne reso disabile al momento del parto. Una vita da assistito, sostenuta dai 900 euro della pensione di invalidità e garantita dalla presenza costante della mamma, che ha continuato a vegliarlo anche quando, per cause naturali, l'uomo è deceduto nel suo letto verso la fine di settembre del 2018. Lei ha fatto come nulla fosse, andando anche a ritirargli la pensione. Ed è su questo che gli inquirenti non vedono chiaro, sulla capacità cognitiva della 73enne, che almeno davanti allo sportello postale era perfettamente lucida, presentando volta per volta la delega al ritiro della pensione del figlio da mesi deceduto sul letto di casa. Era pulita, pulitissima, ma molto bene sistemata, usciva fuori. Non lo so. E da qui la denuncia per truffa ai danni dello Stato, occultamento di cadavere e mancata segnalazione del decesso della donna, che nel frattempo è tornata a vivere a Milano, abbandonando l'appartamento che, come si vede, da maggio continua ad avere tutte le imposte aperte con la pioggia che entra dentro e che causa l'odore e il degrado generale nessuno è ancora riuscito a svuotare. Ma si rovina muri e per noi che abitiamo qua è pericoloso. È sporco come prima. Sono venuti a deportare. Sono svenuti qua, quella che volevo lavorare, 2 ragazzi, 3, non lo so, sono svenuti con mascherina, ma è svenuto uno, è venuta ambulanza.